Servizio speciale qui a Catania per un appuntamento importante, l'inaugurazione di una piazza dedicata a un grande personaggio dello sport mondiale, Candido Cannavò. C'erano proprio tutti questa mattina all'inaugurazione di piazza Candido Cannavò, omaggio doveroso della città ad uno dei più grandi giornalisti catanesi che per anni ha firmato il quotidiano sportivo più diffuso in Italia. Ma ci sono tantissimi bravi giornalisti sportivi che posso dire sono figli suoi in qualche modo, e certo poi dopo ogni persona è unica, quindi con la sua personalità e anche con il suo vissuto storico, per cui mio padre è stato mio padre perché aveva delle caratteristiche, qualità particolari, ma anche perché è nato in un periodo, in un contesto storico che oggi è diverso, quindi anche questo bisogna considerarlo. È stata una mattinata ricca di momenti emozionanti che hanno coinvolto amici, parenti e semplici cittadini, omaggiando il personaggio pubblico e dal grande spessore umano che è stato Candido Cannavò. Alla presenza dell'assessore allo sport Valentina Scialfa, in sostituzione dell'assente sindaco Enzo Bianco, impegnato a Bruxelles, l'amministrazione comunale di Catania ha inaugurato, finalmente ristrutturata e rimessa a nuovo, quella che da oggi si chiama Piazza Candido Cannavò, un altro fiore all'occhiello di tutta la zona antistante la Scogliera. Devo dire che il posto è stupendo, veramente, gli sta piaciuto tantissimo, anche e soprattutto perché qua vengono tutte le persone con i cani, eccetera, e lui adorava i cani come li adoro io. E c'è un cane randagio che mi ha detto che hanno chiamato Candido. Nella speranza che la stessa splendida piazza non venga di nuovo assaltata da vandali e non solo, vogliamo augurarci che la commemorazione a Candido Cannavò possa rappresentare l'inizio di una serie di nuovi omaggi ad altri protagonisti e personaggi non solo sportivi della città di Catania e della Sicilia in genere.